Siamo qui in compagnia con Francesco Barutto, in arte Baruz, Esatto, insomma ragazzo giovane che ci accompagna con i suoi video e dove la nonna Marisa è protagonista. esatto. Come è nata questa idea di video e a chi ti sei ispirato? Allora, l'idea è nata quasi per caso durante il periodo del Covid, quindi eravamo tutti chiusi in casa. Io una cosa che facevo da piccolo per ridere, durante il Covid ho pubblicato un video puramente a caso dove facevo questa chiamata tra nonne venete, giusto per passare il tempo perché eravamo tutti chiusi in casa. Lì l'ho pubblicato ed è partito a bomba il video e non avrei mai pensato, diciamo, fosse una cosa che potessero vedere gli altri, ma era una cosa che io avevo fatto proprio per occupare il tempo. E poi da lì è stata tutta un salire, ecco, abbiamo iniziato a fare spettacoli e da un video sono diventati 3, 4, 5, 6, insomma, e da lì è partito tutto. La Marisa ricalca qualche persona di tua conoscenza? Diciamo che ho preso spunto un po' dai nonni, un po' dalle vicine di casa, un po' dalle signore in giro, diciamo che è un mix del classico stereotipo della nonna, della signora, insomma, anziana, ecco, tipica, della nonna tipica, diciamo così. E il vicinato come ha preso allora questi video? Guarda, ormai sono abituati perché mi conoscono, quindi quando mi vedono fuori a fare vestito da nonna, mi salutano e ridono perché ormai sanno quello che faccio. Quindi. Bene, bene, dai. Con questi video qual è la soddisfazione più grande che hai raggiunto finora? Credo la soddisfazione più grande sia nel innanzitutto divertirmi quando faccio questa cosa, perché nonostante sia il mio lavoro, non lo vedo come un lavoro, ma perché è una cosa che mi piace fare. E diciamo che la soddisfazione più bella è quando trovi le persone che magari stanno passando dei momenti un po' brutti, sia a livello di salute, sia a livello familiare, e che ti vengono lì e ti dicono: guarda, con i tuoi video riesco a tirarmi su, a far passare, diciamo, tutti i brutti pensieri. Quindi credo che la parte più bella sia quella sapere che facendo alla fine un video semplice riesci comunque a portare un sorriso a chi magari ne ha davvero bisogno. Quali sono i tuoi progetti per il futuro o comunque gli obiettivi che vuoi raggiungere? Allora, diciamo che gli obiettivi ci sono, cerco di non guardarli, di non guardare troppo in avanti perché ho sempre paura porti male, non l'ho mai fatto fino ad adesso, nel senso via un momento per momento, però sicuramente uno degli obiettivi e dei progetti che abbiamo messo nero su bianco è che il tour prossimo invernale, quindi 2026-2027, sarà un tour veneto, ma che avrà anche delle date proprio fuori dal Veneto. Quindi arriveremo anche a Torino, Milano, Roma, insomma, sarà veramente un anno pieno di novità e di sorprese. Hai mai pensato, nella possibilità magari di trasporre questo tuo, lavoro in qualcosa di cinematografico, come hanno fatto anche altri in passato? Guarda, ci sono dei progetti, delle idee che adesso non spoilerò, però sicuramente sì, ci saranno presto delle novità proprio riguardo a questa fetta, diciamo, che fa parte di questo lavoro, quindi sì. E allora a questo punto la domanda è d'obbligo: come sta nonna Marisa? Guarda, cari, sta meglio di me, se caldo ma se freschetto, mi vi mando un baciotto sul cotto e vi aspetto a vedere i miei spettacoli. Ciao ragazzi!